questo è uno strumento assolutamente nuovo, viene installato per la prima volta in Italia in un museo archeologico, credo sia anche forse la prima installazione al mondo di questo tipo. È uno strumento con cui sarà possibile toccare un modello digitale in 3D di alcuni reperti del museo archeologico. Potremo toccare, sentire la grana del materiale, potremo sentire la forma, potremo sentire il peso, potremo muovere questo oggetto e lo potremo fare in due forme di visione, una forma bidimensionale, cioè visualizzando su un monitor l'oggetto, e in una forma tridimensionale, cioè indossando degli occhialini 3D potremo vedere materializzarsi questo reperto davanti ai nostri occhi e poterlo toccare virtualmente con questo strumento, quindi rendendo questa esperienza sicuramente molto più affascinante, molto più divertente, molto più coinvolgente. A livello tecnico è uno strumento che è costituito da una piccola penna, diciamo che il cuore dello strumento è una piccola penna che viene impugnata esattamente come se fosse una penna. Ci sono naturalmente una serie di software che permettono allo strumento di riconoscere il materiale, di riconoscere la forma, di riconoscere le specificità del modello che è stato realizzato. Attraverso questa pennetta noi puntiamo il cursore sull'oggetto e questa pennetta restituisce alle nostre mani, diciamo, le sensazioni date dal movimento di questo cursore all'interno, sulla superficie di questo oggetto. La libreria digitale permette di vedere sempre in 2D e anche in 3D, quindi sempre con un occhialino 3D, permette di visualizzare davanti ai propri occhi 21 reperti e di vederli a un livello di dettaglio, io dico spettacolare, cioè di vedere quello che non sarebbe possibile vedere neanche dentro la teca dove il reperto è collocato. Ovviamente accanto a questo è possibile vedere immagini ad altissima risoluzione sul reperto, è possibile avere informazioni sulla sua storia, sulle sue caratteristiche. Insomma, è un modo nuovo di vedere l'archeologia, di fermarsi davanti a un reperto quando spesso in una visione tradizionale noi siamo abituati a camminare velocemente davanti alle teche. Devo dire che in particolare noi abbiamo puntato su oggetti molto piccoli ma bellissimi, che ingranditi mostrano una bellezza che non è visibile ad occhio nudo.